Bentornati e bentornate a una nuova puntata dedicata al Premio Innovazione 2025. Ripeto ogni volta la data perché è estremamente importante, quella del 22 maggio, giovedì ore 16, saremo nella sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona per raccontare storie di innovazione che arrivano da scuole superiori, giovani start-upper e in particolare anche ITS. Siamo qui di nuovo per presentarvi un corso e degli studenti soprattutto dell'ITS Academy Meccatronico Veneto, in particolare la sede di Bassano del Grappa. Benvenuti a tutti. Buonasera. Vi presentiamo anche uno a uno. Allora, il coordinatore della sede di Bassano, Vladimiro Fiorese, e poi gli studenti Nicolò Parise, Gioele Bonato, Andrea Cocquio e Leonardo Fabris. Non fanno parte di questo tavolo per una questione logistica, ma bensì del team. Anche Leonardo Stevan e Pierpaolo Pizzato, che salutiamo. Ebbene, prima di iniziare a parlare di un progetto dedicato al recupero della plastica delle stampanti 3D, iniziamo a parlare dell'ITS Meccatronico, in particolare della sede di Bassano, dove ci sono due corsi, tra cui il primo, quello di automazione, che è il corso che vede coinvolti gli studenti del primo anno qui presenti. Esatto, sì. L'ITS è l'Istituto Tecnologico Superiore Academy Meccatronico Veneto, è un corso post diploma e della durata di 2 anni, articolato sostanzialmente in 2 parti, una parte di aula, circa 1000 ore, e 1000 ore sono dedicate al tirocinio in azienda. Questa è la struttura sostanziale. Nelle 1000 ore di aula, 280 ore circa sono dedicate allo sviluppo di un progetto innovativo. Gli studenti sono chiamati, lavorando in team, a sviluppare, prima di tutto ideare un progetto e poi progettarlo, realizzarlo fisicamente, producendo poi tutta la documentazione necessaria, come se il prodotto dovesse essere realmente venduto nel mercato. E il corso di Bassano poi sede di Bassano, esatto. Sì, sede di Bassano è un po' particolare rispetto alla struttura di tutti i corsi ITS Academy, perché Bassano è l'unica sede che ha presente un corso nuovo dedicato proprio al design e alla tecnologia dei materiali innovativi e sostenibili, e quindi dedicato proprio a un percorso di studi innovativo, sia dal punto di vista della ricerca, dello studio dei nuovi materiali, e in sintonia con quella che è l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E ovviamente qui, dicevo, siamo invece con degli studenti del corso di automazione, che è l'altro corso che compone e che si svolge nella sede bassanese, appunto. Allora, iniziamo un attimino a parlare del vostro progetto, che è molto interessante. Rientriamo nel pieno ambito della sostenibilità, perché si parla di recupero di materiali, una materia molto molto attuale e quanto mai necessaria, e iniziamo a parlarne con Nicolò. Allora, Nicolò, intanto, in che contesto si inserisce il vostro progetto? Il nostro progetto si inserisce nel contesto dell'Agenda 2030, redatta appunto da ONU, per ridurre il più possibile il consumo di materiali e comunque avere un paese, un mondo di prosperità e pace. Noi ci siamo visti in questo progetto nell'obiettivo numero 12, che è il recupero e il consumo responsabile, e da questa Agenda 2030 l'ITS ha tirato fuori vari temi, tra i quali noi abbiamo scelto il tema del riutilizzo di prodotti a fine vita. È molto molto interessante. Come nasce l'idea? Lo chiedo a te, Gioele. Diciamo che l'idea nasce un po' dal fatto che quasi tutti noi ogni giorno utilizziamo la stampante 3D o abbiamo modo di vedere i suoi prodotti, e ciò che però trascuriamo è il fatto che per realizzarli noi produciamo degli scarti, ad esempio il semplice cambio del filo o tutto ciò che non va a buon fine per una stampa, per cui abbiamo del materiale che è semilavorato o ancora utilizzabile che purtroppo genera rifiuto. L'idea appunto è un po' quella di prendere questo materiale a fine vita e ridargli un nuovo utilizzo, sempre in ambito stampante 3D, che oggi è in voga perché comunque la prototipazione rapida è un settore veramente in espansione, e quindi l'idea è appunto quella di prendere questi materiali a fine vita, tritarli, ridurli in forma di piccoli granelli
e nel nostro schizzo che abbiamo fatto abbiamo la possibilità di suddividere le varie tipologie di materiali, perché la plastica non è tutta uguale, e da questi granelli riuscire in seguito a fonderli e a ricreare un filamento poi da riutilizzare nella stampante 3D. Chiaro che questi materiali non possono essere infiniti, però ridargli una nuova vita anche per fare dei semplici prototipi è una cosa sicuramente innovativa. Torno un attimo da te, Nicolò, perché questa immagine che abbiamo visto assieme a Gioele è importante anche per aggiungere un qualcosa che riguarda una direttiva particolare, Sì, no? noi abbiamo stabilito che la nostra macchina dovrà essere a norma e quindi seguire la direttiva macchine redatta, la norma si chiama 2642 CE, la quale presuppone tutti i requisiti di sicurezza di una macchina, e però non guarderemo solo la vecchia direttiva, ma punteremo già a essere in regola con quella che uscirà in futuro, che riguarderà anche l'ambiente. Infatti nella nostra macchina abbiamo tutti i sistemi di sicurezza che siamo riusciti appunto a ricavare, e tra cui anche dei pannelli fonoassorbenti da attaccare alla struttura per ridurre al minimo il rumore, ad esempio, che produce il trituratore. Eh sì, immagino, perché insomma bisogna macinare gli scarti, quindi un minimo di rumore c'è e quindi è giusto anche abbattere questo tipo di ostacolo, se vogliamo. E c'è una componente legata alla programmazione, una logica che sta dietro a questa programmazione, quindi la chiedo a Andrea, perché tu ti sei occupato in particolare, no, di questo aspetto. Sì, assieme al team. io mi occupo della programmazione appunto, e in questo caso nel nostro progetto è gestita principalmente da una scheda Arduino che abbiamo scelto perché intanto abbiamo anche avuto un corso di ITS di microcontrollori dove abbiamo utilizzato l'Arduino, e poi è una scheda che ha anni e anni di documentazione dietro, quindi come quando non siamo proprio progettatori esperti torna anche molto utile. E poi l'interfaccia utente è gestita tramite uno schermo touch, un'interfaccia abbastanza semplice che è divisa nella parte del trucciolatore e nella parte dell'estrusore. Nella parte del trucciolatore si potrà vedere il livello di riempimento delle varie scatole di plastica e avviare nuove truciolazioni, mentre nella parte dell'estrusore si potrà vedere sempre la temperatura interna della macchina, appunto per questioni di sicurezza, e appunto avviare un'operazione di estrusione per un nuovo filo. Qui vediamo proprio il disegno completo, insomma per gli amanti anche della materia è interessante capire poi le varie associazioni tra le componentistiche, tra cui insomma abbiamo visto lo schermo touch che è poi la parte finale, insomma l'interfaccia con Sì, l'utente. quello che l'utente appunto utilizza per comandare la macchina alla fine. Ovviamente è molto importante anche la parte elettrica e quindi Leonardo, insomma, vediamo altrettanto uno schema molto complesso per un addetti ai lavori, però che fa capire effettivamente che c'è una componentistica importante legata a questo ambito. Esattamente, qui la complessità è stata nel trovare tutti i collegamenti, ovvero collegare tutta la parte di comando, di controllo delle schede con tutta la parte più elettromeccanica dei motori e i vari comandi. Giustamente, visto che il trituratore più l'estrusore lavoreranno ad alte temperature, a seconda anche del vari materiali plastici, dovremmo trovare delle canale con un certo isolamento termico, anche perché rischiare di fondere i cavi potrebbe dare dei guasti e potrebbe anche dare, anche con la messa a terra, potrebbe dare dei problemi a tutto l'impianto. E proprio per questo abbiamo ideato un impianto a bassa tensione, a 24 volt, lo facciamo lavorare con un partitore di tensione perché le schede di controllo lavorano a bassissima tensione, siamo su 12 volt massimi. Di conseguenza abbiamo varie
apparecchi interni che vanno a regolare la tensione e anche l'amperaggio per evitare di sovraccaricare i motori e danneggiare tutto il sistema. Insomma, c'è una complessità non indifferente dietro a una progettazione che davvero è nobile come idea, perché va a recuperare scarti, e ogni cosa che insomma si riesce a fare riciclando è da sottolineare. Spostandoci con qualche slide precedente, magari andiamo a concludere tornando un attimo da Gioele, perché quali tipi di diciamo così sbocchi o di soluzioni future potrà avere questo vostro progetto? Intanto qui vediamo una slide con il metodo di lavoro che è stato applicato e poi anche un primo prototipo, no? Sì. Allora, noi attualmente siamo un primo anno, per cui diciamo che quello che ci compete principalmente era il disegno e la progettazione. Abbiamo pensato di muoverci un attimo in maniera differente nel recuperare anche qualcosa, diciamo, che non utilizziamo più, e provare a assemblare un primo telaio, giusto per anche noi avere un'idea di ciò che sarà la macchina futura e come modificarla, o quali possono essere le criticità di progettare un macchinario di questo genere. E le applicazioni presumo più per una ditta che si occupa di prototipazione rapida, per cui per creare dei prototipi semplicemente che verranno utilizzati e in seguito verranno riciclati. E comunque questo macchinario ha aperto anche l'utilizzo di bottiglie di plastica, e quindi sì, ha vari sbocchi. Sì, assolutamente, quindi un potenziale anche molto elevato Sì. da un'idea di partenza che è molto valida, quindi è tutta da sviluppare, da far crescere, sicuramente anche con i vostri colleghi più grandi, poi ci sarà la possibilità di ampliarla e di renderla definitiva. Insomma, Vladimiro, è sicuramente bello vedere che già al primo anno comunque c'è un'attitudine, un approccio alla parte non solo teorica ma pratica. Questa è una caratteristica un po' degli ITS, però non bisogna darlo per scontato nemmeno. È una caratteristica intrinseca proprio dei percorsi ITS, il nostro in particolare, e anche il metodo di lavoro è un metodo di lavoro ben strutturato. Loro lavorano esattamente come un gruppo di lavoro a tutti gli effetti, con un sistema di gestione degli obiettivi che devono conseguire nel tempo proprio, quindi il progetto viene portato avanti. Imparano che possono dare in gruppo molto di più della somma delle capacità dei singoli, insomma. È un messaggio molto importante, lavorare in squadra aiuta e fa bene. Pensiamo un po' al vostro futuro anche, no? Perché siete all'inizio di un percorso biennale, siete al primo anno, siete giovanissimi perché avete un'età davvero giovane, però immagino che iniziate già a pensare un po' a quello che sarà il vostro futuro. Nicolò, cosa prevedi? Innanzitutto volevo fare un po' di anni di gavetta in produzione, diciamo, e dopo magari in futuro deciderò di darmi magari a qualcosa da realizzare, magari aprire anche la partita IVA, chi lo sa. Insomma, sei un futuro imprenditore, dai, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Gioele? Credo che comunque adesso, finito il percorso ITS, continuerò nella ditta dove sono e apprenderò il più possibile, perché è ben strutturata e mi piace lavorare lì. Ti trovi bene? Mi trovo bene, è una bella realtà. Di cosa ti stai occupando in particolare? Io attualmente sto gestendo un braccio robotico per accoppiarlo a una macchina CNC, per cui è una cosa veramente innovativa che non avevo mai fatto, e ho avuto occasione di sperimentarla proprio con l'ITS, per cui mi sta molto piacendo come attività. In bocca al lupo, Grazie. davvero, per questo percorso. Andrea? Anch'io effettivamente mi piacerebbe continuare a lavorare nella ditta dove sto effettuando il tirocinio in questo momento, più una ditta legata sempre all'elettronica, quindi c'è appunto i componenti elettronici, ma c'è anche la parte di programmazione delle schede, quindi mi interessa. Poi è anche particolare perché lavora molto anche nel campo medico-sanitario, ti producono e programmano schede per motori di lettini da sala operatoria, quindi Anche una certa responsabilità. sì, però è anche molto interessante come ambiente, quindi mi piacerebbe continuare in quella direzione. Ti auguriamo ovviamente di proseguire. Grazie. In conclusione, allora Leonardo, tu invece cosa vedi per il tuo futuro? Il mio obiettivo sarebbe continuare nella mia azienda dove sono adesso, sono la TMG Impianti e mi occupo in questo momento di assemblaggio e collaudo dei vari macchinari. Il mio obiettivo, essendo giovane, è fare le installazioni all'estero.
diciamo finché sono giovane avere la possibilità di fare esperienza Di all'estero. viaggiare, di Viaggiare. fare un trasfertista, insomma. Esattamente. Insomma, finché hai questa età assolutamente si può fare, è anche assolutamente. abbastanza remunerativo, quindi Molto. permette anche di mettere via, insomma. Mettere via e darsi anche delle belle soddisfazioni. Ecco, e allora ti auguriamo davvero di poterlo fare. Ricordo anche gli altri due studenti, Leonardo Stevan e Pierpaolo Pizzato, che appunto non sono qui presenti, ma che fanno parte in pianta stabile di questo progetto, e li salutiamo. Grazie davvero ragazzi per essere stati con noi e per averci presentato il vostro progetto di recupero plastica stampante 3D, e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Grazie mille. Noi ci vediamo a una prossima puntata, grazie di averci seguito, arrivederci.